Continua questa festa ad Altivole con le associazioni, vediamo queste immagini all'interno degli stand del vario associazionismo di Altivole. Noi ci fermiamo qui per guardare insieme questo servizio di cronache trevigiane e poi ai nostri microfoni Luca Zaia, come promesso, presidente di Regione Veneto. Contro la crisi del settore ovicaprino, misure nazionali presentate alla filiera. Il MIPAF sarà presente a McFruit 2010. Sicurezza degli alimenti, ispezioni e sequestri dei NAS in tutta Italia. Queste le cronache dal primario di questa settimana. Si è tenuto al Palazzo dell'Agricoltura il tavolo per la crisi del settore ovicaprino. All'incontro hanno partecipato i principali attori della filiera, che hanno discusso sulle diverse misure per affrontare la crisi del settore, dalla possibilità di richiedere lo stato di crisi da parte delle regioni al prezzo del latte, passando per gli aiuti agli indigenti e quelli ai paesi in via di sviluppo. Su questo tema è intervenuto il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Giancarlo Galan. Desidero rivolgermi a quanti hanno manifestato nei pressi del Ministero, perché così facendo hanno nuovamente messo in luce la grave crisi che investe il settore ovicaprino. Ed è proprio perché questa crisi va affrontata con il massimo di attenzione e di serietà che il Ministero delle Politiche Agricole ha garantito il suo impegno senza però dare vita ad illusioni, ma anzi ponendosi con coerenza di fronte alle vere esigenze di allevatori e produttori che versano in pesanti difficoltà. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sarà presente con uno stand istituzionale a McFruit, la rassegna internazionale specializzata in ortofrutticoltura che si terrà a Cesena dal 6 all'8 ottobre. Lo spazio espositivo garantirà la piena visibilità ai visitatori italiani ed esteri delle produzioni del settore agroalimentare e ortofrutticolo nazionale e sarà anche un ambiente in cui favorire incontri di tipo privato. Fra i 700 espositori non mancheranno quelli esteri. Un'esigenza molto avvertita nel settore è l'innovazione nel suo duplice aspetto di nuove varietà più adatte ai bisogni del consumatore e come capacità di arricchimento dei processi di preparazione, come dimostra la quarta gamma, che può essere considerata esempio dell'integrazione fra due aspetti. Per favorire ricerca e sviluppo e promuovere idee e novità, McFruit ha istituito l'Oscar McFruit Premio all'innovazione. L'apertura della rassegna coincide inoltre con il G20 Forum delle regioni ortofrutticole, primo incontro fra gli assessori delle regioni di tutta Europa a maggior rilievo ortofrutticolo. Più di 3.700 le ispezioni effettuate, 1.600 le irregolarità rilevate, 237 tonnellate di alimenti sequestrati, per un valore di circa 2,5 milioni di euro. Sono alcuni dei numeri dell'indagine Estate Tranquillità svolta da giugno a settembre dal NAS dei Carabinieri. Le ispezioni svolte nelle ultime settimane erano volte a garantire la tutela della salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e la salvaguardia del Made in Italy. I Carabinieri hanno poi rilevato precarie condizioni igienico-sanitarie ed irregolarità documentali di 1.014 strutture relative ad attività commerciali, produttive e ricettive, per 89 delle quali si è resa necessaria l'adozione di provvedimenti di sequestro o chiusura immediata, mentre per altre decine sono state attivate le procedure per la sospensione dell'attività irregolare. E allora, come promesso, queste conclusioni le affidiamo al Presidente di Regione Veneto, Luca Zaia. Abbiamo vissuto, Presidente, stamane una giornata tipo di un comune del Veneto, quella reale, la vita reale dei comuni dove l'associazionismo fa la sua parte, l'amministrazione fa la sua parte, la gente partecipa. È questo il Veneto? Beh, direi che questo è il Veneto che cresce, il Veneto che conta, 250 ragazzini che hanno possibilità di utilizzare dei nuovi spogliatoi, ma soprattutto il volontariato del Veneto che ne viene fuori, perché poi queste iniziative si portano avanti solo se c'è volontariato. Quindi il mio applauso va ovviamente a tutti quelli che fanno promozione sportiva e a tutti quelli che dedicano le loro ore libere alla comunità. Il suo cuore qui ad Altivole pulsa per ragioni speciali. Nel 92 lei ha svolto l'obiezione di coscienza qui in comune? Io ho fatto il servizio civile sì qui per un anno, per cui è stata un'esperienza assolutamente qualificante per me, perché ho avuto modo di seguire 14 anziani nel territorio comunale per i pranzi e soprattutto seguire molti ragazzi che avevano difficoltà magari familiari o di apprendimento, per cui è stata veramente un'esperienza a 360 gradi. E ha conosciuto figure come Lino Merlo, che l'abbiamo ricordato per tutta la puntata, scomparso da un anno ma presentissimo nei cuori di Altivole, delle persone di Altivole. Lino è stato un faro è stato ed è un faro, perché comunque ha lasciato il segno in questo suo passaggio terreno.
ed è un segno indelebile, basta guardare queste strutture, pensare a quello che rappresenta al Tivoli sul fronte del volontariato, lì c'è stato Lino Merlo. Ed infine anche un messaggio, oggi lei dal palco ha detto non è possibile continuare a vedere un'Italia dove ci sono città diciamo piene di immondizie per le strade. Beh, è il segno della cattiva amministrazione, noi veniamo qui, troviamo il tappeto all'inglese, campi da calcio ben curati, spogliatoi, cittadini che vogliono rigore amministrativo. D'altre parti per l'Italia spazzatura che tracima dai cassonetti o peggio ancora spazzatura che invade i marciapiedi delle città. Direi che questa è un'Italia a 2 velocità che noi non vogliamo, vogliamo che questi siano problemi definitivamente da risolvere. Grazie al Presidente Luca Zaia, noi ci fermiamo qui, Cronache Trevigiane come sempre tornerà la prossima settimana. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Gruppo APOVS.